Allora, eccoci rientrati in studio, ultima parte della nostra trasmissione che dedichiamo alla questione di questo processo del popolare di Vicenza, che è la storia di Sorintento, che dura poco tempo, che va in una sede striga, vuto che te acconta, vuto che te adiga. Allora, siamo arrivati alla farsa. Scusate se la presento in questa maniera. Nel più bello, nel momento in cui deve partire finalmente il processo, il presidente si dimette e la causa è la sorella, che siccome appartiene a uno studio che forse potrebbe essere, questo ne parleremo più tardi, ecco che per una questione etica, morale, non credo che ci sia una legge che obbliga le dimissioni, il presidente si dimette. Nulla di speciale se fosse un processo normale, ma siamo in un momento in cui i termini possono essere determinanti per la scadenza. Quindi, se il processo riparte da capo, abbiamo grandi probabilità che andrà a finire nel nulla. E quindi centinaia di migliaia di persone che aspettano almeno il senso della giustizia, non dico rimborso, perché anche il rimborso, poi ne parleremo, è tutto da scoprire. Allora a questo punto anche la fiducia nei confronti della giustizia sta crollando. Certo, viene meno. Ed è appunto l'argomento che stiamo affrontando in questo momento con tre ospiti molto importanti che ti prego di presentare. Certo, li presentiamo. Abbiamo con noi questa sera il professor Rodolfo Bettiolla. Buonasera, professore, grazie di essere qua con noi, avvocato penalista dell'associazione Ezzelino da Onara. Buonasera all'avvocato Matteo Moschini, buonasera anche a lei Moschini, grazie di essere qua. Movimento Difesa del Cittadino, e grazie a Fulvio Cavallari, buonasera, avvocato dell'Adusbef del Veneto. Ecco, tre associazioni che raggruppano e che, diciamo così, difendono i diritti di molti risparmiatori che sono rimasti truffati all'interno nel momento del crack, diciamo così, della Banca Popolare di Vicenza. Allora, iniziamo un attimo a capire quali sono state le reazioni anche vostre quando avete ricevuto la notizia. È stato un fulmine a ciel sereno. Inizierei dal professor Bettiolla. Beh, indubbiamente è stata una sorpresa. Per la verità mi sembra che ci sia stato un eccesso anche di sensibilità da parte del presidente Miazzi nell'astenersi, perché non è che la sorella fosse l'avvocato difensore di Sorato, uno che era in studio con la sorella, un altro professionista, difendeva Sorato fra l'altro in vicende di carattere prima previdenziale e di altra natura prettamente civilistica. Naturalmente, evidentemente, forse ci sono state anche delle pressioni, non so, non è stata una questione sollevata dai difensori, per la verità, degli imputati. Questo certamente cosa comporta? Comporta che, salvo che in un'ipotesi del tutto irrealistica i difensori degli imputati accettino che gli atti finora fatti vengano letti. Ecco, cioè, che cosa succede quando viene rinominata? Il principio di base è quello della oralità e immediatezza, quindi i giudici che emettono la sentenza devono essere gli stessi che hanno praticamente condotto l'istruttoria. Cambiando anche un solo giudice, ovviamente allora l'istruttoria dibattimentale deve essere rifatta, a meno che non vi sia il consenso da parte degli difensori a che venga data lettura dei verbali, delle prove già acquisite, ma credo che sia poco probabile
questo fair play dei difensori degli imputati, ovviamente, anche perché possiamo far vedere quello certo, che dice uno dei difensori. Più il processo va avanti, più matura la possibilità che si prescriva. Abbiamo una dichiarazione che adesso certo. leggiamo dei difensori. Vediamo la prima slide allora, di come è stata, tra virgolette, commentata, salutata. Eccolo qua. Abbiamo preso la notizia con dispiacere, l'istruttoria dibattimentale del processo era iniziata e si stava svolgendo serenamente, quindi questo stop non può che dispiacere. Questo è quello che ha commentato, il commento, diciamo, dell'avvocato Enrico Ambrosetti, difensore di Zonin. Ma aggiunge poi vediamo anche la seconda parte. Eccola qua, il processo prosegue, ma noi intendiamo far valere il nostro diritto di opporci alla lettura dei verbali. Insomma, un dispiacere molto relativo, no? Sì, sembra che sia caduto a fagiolo questo fatto, no? Quindi si rimette il contatore a zero, si ricomincia da capo, espirano i termini, perché poi... Questo è il problema. Prego, professore. No, il problema è che almeno una parte delle contestazioni corrono il rischio di prescriversi. Faccio notare una cosa, che per quanto riguarda le costituzioni di parte civile non sono state ammesse quelle relative all'ostacolo alle funzioni di vigilanza, quindi sono state ammesse solo quelle relative ai reati di aggiotaggio e di falso in prospetto. In questi casi la prescrizione sono 7 anni e mezzo, quindi fatti del 2013, siamo già al 2019 a luglio, corrono il rischio di essere prescritti, quindi con l'impossibilità di una sentenza di condanna a favore delle parti civili. Sì, è impossibile che i difensori degli imputati non chiedano appunto di procederci nuovamente con la rinnovazione degli atti dibattimentali, cioè teoricamente sarebbe possibile, però poi appunto nella pratica non succede mai, perché quindi tutto quello che è stato fatto fino adesso dovrebbe essere rifatto? Dovrà essere rifatto, esatto, tutte le assunzioni, le esclusioni dei testimoni, poi appunto naturalmente le redazioni dei verbali, tutti gli atti dovranno essere rifatti. Naturalmente è compito del difensore dell'imputato ottenere la soluzione del proprio cliente, del proprio assistito, e uno appunto dei mezzi con cui appunto si può ottenere quel fine è naturalmente arrivare alla prescrizione, che non è una vera e propria soluzione, però insomma con la prescrizione, diciamo in parole povere, la fanno franca, insomma, ecco. Sappiamo che in Italia moltissimi reati appunto cadono in prescrizione, e quindi naturalmente questa vicenda, questo avvicendarsi di magistrati appunto alla presenza del collegio, a mio modo di vedere non farà altro che appunto che condurre alla prescrizione. Quindi insomma, in sostanza, come è capitato già altre volte, perché non dimentichiamoci che Zonin non lo si è mai riuscito a processare, sono 20 anni ormai che appunto è sotto processo, e quindi insomma non si è mai arrivati appunto ad una sentenza nei suoi confronti. Quindi insomma la direzione che sta prendendo il processo, diciamo, è quella. Per quello che riguarda l'astensione, lì è stato un motivo appunto di opportunità, cioè come giustamente diceva il professor Bettiol, la sorella del presidente lavora in uno studio dove lavora appunto anche un legale che ha assistito in una causa di lavoro, quindi non in una causa penale che poteva appunto essere connessa a questa. L'ex amministratore delegato di Popolare Vicenza Sorato, quindi appunto ha ritenuto un motivo di opportunità chiedere l'astensione, che è stata accolta. E la cosa ancora, veramente quello che ha dell'incredibile, è che il documento da cui appunto emerge questo possibile motivo di incompatibilità è stato portato all'attenzione della procura dai PM. Ecco, quello a mio modo di vedere è veramente un qualcosa di incredibile. Non è che l'hanno portato le difese degli imputati, l'hanno portato i PM. Quindi questo, a mio modo di vedere, se ci sarà un'ispezione, come appunto il guardasigilli Bonafede ha annunciato,
ritengo che quella sarà la cosa soprattutto da andare appunto ad esaminare, cioè com'è possibile che il PM, che appunto dovrebbe puntare a fare in modo che l'azione penale venga esercitata, si comporti invece in modo che poi nella pratica condurrà alla prescrizione e quindi appunto a buttare tutto in fumo? Ecco, Moschini dice incredibile, forse è sospetto, cosa dice Cavallari? No, non è problema di sospetto. Allora, mi scusi, allora, il fatto risale a qualche anno fa, sì. Ecco, e i PM sono Salvadori e Pipeschi, sì. No? Improvvisamente, a conclusione dei preliminari, tirano fuori questa cosa e rimettono il contatore a zero. Prego. Allora, sì, in effetti è vero, cioè si è esaurita la fase preliminare, che era tutta quella relativa alle eccezioni, quindi le schermaglie procedurali, quelle che si definiscono un po' le schermaglie procedurali. Eravamo entrati nel vivo del dibattimento, avevamo cominciato ad assistere a testimonianze, 4, 5, 6 testimoni, e improvvisamente non abbiamo neanche finito l'istruttorio dibattimentale. Apprendiamo un fulmine a ciel sereno praticamente l'altro ieri, mi pare tutti siamo stati colti di sorpresa, prima dell'astensione del Presidente per ragioni di opportunità, di seguito all'astensione alla sua sostituzione con nuovo Presidente. Il tutto possiamo sempre dire dettato... che è una sorta di impeachment. Tutto giustificato da ragioni di opportunità, quindi non previste da una norma specifica di legge che imponga la sostituzione. Quindi diciamo una sorta, diciamo, come dicevano prima i colleghi, da parte del Presidente a una richiesta del pubblico ministero. Il pubblico ministero sostanzialmente si va a mettere in dubbio per ragioni di opportunità la serenità e l'imparzialità del Presidente del collegio giudicante, e quindi da questo punto di vista lui ha ritenuto di astenersi e poi è stato sostituito. Ma il dato che qui secondo me dovremmo rimarcare è che i fatti sono risalenti al 2015. Quindi si sapeva fin dall'inizio del processo che questa situazione sussisteva. Una situazione risalente al 2015, allora è qui che sorge un po', diciamo, la perplessità. Si sarebbe potuto prevenire, presumo, o il Presidente, come voglio credere, non lo sapeva, ma voglio crederlo, ecco. Oppure evidentemente la cosa è stata sottovalutata e poi è venuta fuori in tutta la sua evidenza, ma solamente in un momento poco opportuno. Perché poco opportuno? Perché adesso, oggi, io come tanti altri difensori abbiamo ricevuto la PEC del nuovo Presidente del collegio giudicante, la quale ha già ordinato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Quindi noi abbiamo già per il 3 di luglio alla prossima udienza disposto con ordinanza del nuovo Presidente che debba essere rifatta, prima di sentire altri testi del pubblico ministero, deve essere rifatta che cosa? Tutta l'istruttoria dei testimoni precedenti. Allora le strade che si aprono potrebbero essere due. Ovviamente do per scontato che gli avvocati, colleghi avvocati degli imputati non daranno il loro consenso alla lettura dei verbali, questo è pacifico. Ambrosetti mi pare l'abbia già detto, ma è anche legittimo che un avvocato difensore di un imputato prenda questo tipo di posizione, è comprensibilissimo. Approfitti della situazione. Questo, penso che chiunque avvocato difensore lo farebbe, insomma. Allora, l'altra cosa che eventualmente si può pensare, ipotizzare per evitare di perdere un sacco di tempo, poi non lo so, qui i colleghi potranno darmi il conforto oppure no sulla faccenda, è che vengano chiamati uno alla volta i testi già sentiti, è chiesto semplicemente al teste se conferma quello che ha già deposto a verbale. Allora, se non ci sono ulteriori opposizioni da parte degli altri avvocati che difendono gli imputati, con questo sistema si potrebbe ovviare ad ulteriori perdite di tempo e quindi magari esaurire l'istruttoria dibattimentale in un'udienza al massimo, rinnovando quella precedente. Questa dovrebbe essere, a mio modesto avviso, poi non so i colleghi cosa pensano, un po' la via maestra. Se si riesce a fare, se non si riesce a fare, ma qua sono questioni che si svolgono sull'accordo delle parti, ovviamente, sì. Quindi se non c'è l'accordo dovranno essere riascoltati, insomma, ovviamente.
E questa è, insomma, è un po' inevitabile storia di questo inghippo. Ecco, io faccio anche noto che fra l'altro Sorato non era neanche presente come imputato in questo processo, perché si procede separatamente. Ecco, quindi effettivamente mi sembra che ci sia stato un eccesso di sensibilità, insomma, ecco, in questa vicenda. Oppure... Ma questo da parte della, diciamo, c'è una parte lesa che sono chiaramente quelli che sono stati truffati dalla banca e che voi rappresentate. Questi non si possono organizzare per chiedere un provvedimento che li tuteli maggiormente? No, non c'è nessun rimedio. Non c'è nessun rimedio, cioè il giudice può buttare fuori dalla finestra l'intero impianto e questi qua non saranno, almeno avranno la soddisfazione di passare dalla parte della ragione. Beh, le regole della procedura impongono quello, e naturalmente sono regole che possono appunto condurre a un risultato che può sembrare non equo, non ispirato a criteri di giustizia, però questo qui era il Presidente del Collegio, che adesso non è più Presidente del Collegio. Ma sono danneggiati questi però? Come? Sono danneggiati. Sono danneggiati, certo che sono danneggiati. Infatti non c'è rimedio a questo danno. Purtroppo le regole, questo dice il codice di procedura penale, prevede questo, che se c'è appunto il cambio di uno dei componenti del collegio, se appunto viene richiesto, si debbano rifare gli atti posti in essere dal Presidente del collegio che non c'è più. Purtroppo questo prevede il codice. Ma questo rifiuto è radicato o è oggettivo o soggettivo? Questo rifiuto da parte del Presidente? Come rifiuto? No, cioè, il Presidente rinuncia alla sua carica. Lui ha ritenuto di astenersi per ragioni di opportunità. E dopo non possiamo entrare nella sua psiche. Ma opportunità cosa vuol dire? Ha un incarico. Perché si è sentito a disagio, siano state fatte delle pressioni perché si astenesse. Questo non lo possiamo dire, non lo possiamo fare. Io parlo sempre per il nostro pubblico. Non era tenuto a farlo, cioè appunto, quando è stato prodotto non era tenuto a farlo. Poteva tranquillamente fare una valutazione diversa da quello che ha fatto e dire appunto, a mio modo di vedere, questa circostanza, il fatto cioè che una mia parente di primo grado sia collega di studio di un legale che ha assistito uno dei soggetti coinvolto appunto nella vicenda, a mio modo di vedere non implica alcun motivo di astensione. Sapendo che non è nel processo, che non è nel processo. Ha fatto una valutazione diversa, ha detto, a mio modo di vedere questo mi può porre in una condizione di imbarazzo, incompatibilità, e appunto ha chiesto di dire io mi astengo. La procura ha accolto la sua richiesta. Naturalmente poi a voler fare, non dico neanche dietrologie, perché non sarebbero dietrologie, cioè sarebbe appunto un'analisi della situazione che appunto va a considerare quelli che sono poi i risultati effettivi, cioè il portato di questa appunto astensione, e che molto probabilmente il processo dovrà essere rifatto o comunque si perderà del tempo, quindi si andrà nella direzione della possibile la prescrizione diventa più probabile, diciamo, insomma, ecco, già era un'eventualità presente prima, con questo evento diventa più probabile, quindi naturalmente i cittadini, i risparmiatori che già non hanno fiducia nella giustizia per evidenti ragioni, adesso ne hanno ancora di meno. Quindi il processo muore. Allora, mi viene in mente diciamo che ha vita più difficile rispetto a quella che aveva. Mi viene in mente ieri. Un esempio. Siamo in una sala operatoria e il chirurgo a un certo punto dice non me la sento eticamente di andare avanti, mi sostituirà un altro e dice ma guardi che c'è il rischio che il paziente muoia, ma l'etica prevale sulla necessità. Allora questo per spiegare ai nostri cittadini in forma concreta quello che sta succedendo, che è, diciamo, una cosa poco simpatica per la giustizia, perché noi crediamo nella giustizia come un valore estremamente importante per la gestione del vivere civile.
Purtroppo ogni giorno che passa vediamo che non è così, basta vedere anche quello che è successo nel CSM, quello che si legge sui giornali da ormai un mese, purtroppo anche il settore della giustizia, come molti altri in questo paese, non funziona come dovrebbe, e purtroppo anche lì le illegalità ci sono. Io adesso non sto dicendo che questa del processo di Vicenza sia un'illegalità, però insomma fa parte un po' del sistema giustizia in cui se ne vedono purtroppo un po' di tutti i colori, insomma, ecco. Del resto è anche inevitabile, perché in un paese di litiganti e di insofferenti delle regole ci sono 8.000 magistrati in funzione. Vogliamo scherzare? Finché non si affronta questo problema una volta per tutte, queste cose si ripeteranno, cioè il malfunzionamento si ripeterà sempre. Cioè, spiegami meglio. Ma ti spiego, ci sono 3-4 milioni di procedimenti penali che si aprono ogni anno, ci sono 2.000 pubblici ministeri, la maggioranza dei giudici deve gestire il processo civile. Ecco, mi sai dire com'è possibile che ci possa essere una giustizia penale pronta, efficace, in tempi ragionevoli? È impossibile. Quindi, ecco, allora quale riforma bisognerebbe fare? No, intanto bisognerebbe imparare a non fare le leggi, ma invece a fare attuazioni amministrative, assumere la gente, assumere magistrati, assumere funzionari, Qua c'è sempre una mistificazione ogni volta sui problemi della giustizia. Quando si vede che il problema è insostenibile, la situazione dice allora riformiamo il codice, facciamo la riforma, non so, dell'appello, oppure creiamo qualche impunità e via dicendo. Soprattutto ci si inserisce nella procedura penale, ma il problema dell'efficienza della giustizia non è nella procedura, è nella organizzazione dell'amministrazione della giustizia, che vuol dire quindi sia capacità manageriali di organizzazione, sia anche elementi materiali e personali in numero sufficiente ad affrontare il problema. Questo è vero, quindi è tutta una mistificazione che va avanti da anni, ogni giorno si sente occorre riformare il codice di procedura penale. Il codice procedurale può essere migliorato, ma non per dare garanzie, per dare dei valori, cioè la procedura penale va intesa come un insieme di garanzie. Se non la intendiamo così, allora tanto vale affidare al prefetto l'inflizione delle sanzioni penali. L'efficienza della giustizia è un problema di organizzazione, quindi numero adeguato di magistrati, di ausiliari, dei giudici e via dicendo. Questo è il vero problema. Finché giochiamo sulle riforme della procedura, così diamo qualche soddisfazione forse ai professori che possono scrivere una nuova monografia, ma in realtà non risolviamo nulla. Ho capito. E questo è il caso della Popolare di Vicenza. Il caso della Procura di Vicenza è il caso di tutto, cioè del Veneto. Il Veneto è sotto rappresentato, cioè il Veneto ha una carenza di magistrati che è spaventosa, è una cosa che si discute da anni. Pensare che a Salerno, che è la stessa popolazione di Padova, c'è il doppio dei pubblici ministeri che ci sono a Padova. Ora, vabbè, si dirà, ma a Salerno c'è la Camorra, vabbè no, la Camorra ce l'abbiamo anche qua da noi, quindi questa è la situazione. Se non si risolve il problema di organici e di organizzazione, queste cose si ripresenteranno in continuazione. Insomma, del resto, questi processi anche sono maxi processi perché involgono tante persone e via dicendo, tante questioni e via dicendo. I giudici dovrebbero potersi occupare solo di quel processo e con la concentrazione delle udienze, cioè si dice vabbè, adesso per qualche mese questi casi questi giudici tutti i giorni fanno sto processo, cioè in Inghilterra non è che ci fanno i processi facendo per esempio i rinvii lunghi, dice no,
Quanto tempo ci vuole? Una settimana. Vabbè, in quella settimana c'è il giudice e la giuria che stanno lì a fare quel processo, e gli avvocati stanno a fare quel processo. Ma invece noi facciamo il processo a scaglioni, violando fra l'altro un principio che è quello della oralità, perché pensi che il giudice sente il testimone oggi a luglio e poi andremo a sentenza, mettiamo a luglio dell'anno prossimo, della memoria delle reazioni del testimone. Nel frattempo avrà qualche il giudice altre... leggerà il verbale di nuovo, sì, no? Certo. Per non parlare poi, non so, anche tante volte si fa la ringa e poi si va a sentenza dopo un mese. Dico, ma che ringa, cosa è servita sta ringa? Sì, e quindi nel frattempo avrà degli altri processi da seguire, quindi una testa piena di... Sì, avrà altri pensieri ovviamente. Sì, quindi perderà il filo di ciascun processo e poveretto sarà messo nella condizione di giudicare con difficoltà. Beh, sì, hanno un carico spaventoso i giudici italiani. Certo, quindi dobbiamo pensare anche a quello che è la giustizia, che cade sulla schiena anche dei giudici e di tutta la burocrazia della giustizia. Beh sì, naturalmente sì, d'altronde l'Italia sappiamo come va, la giustizia italiana non potrebbe andare diversamente, diciamo che probabilmente è uno dei settori dell'amministrazione in cui si riscontrano le maggiori difficoltà, quello della giustizia, dell'amministrazione della giustizia, penso si possa tranquillamente dire. C'è poi appunto anche un problema di norme, perché ovviamente andrebbero fatte delle riforme serie, e lì naturalmente c'è la volontà politica. Io ricordo che 2 o 3 anni fa c'era la possibilità di avere come ministro di giustizia il dottor Gratteri, che è uno dei massimi magistrati a livello italiano, ed è stato messo un certo Orlando a fare il ministro della giustizia, che è uno che di giustizia non sapeva assolutamente nulla, quindi quelle ovviamente sono scelte fatte appunto dalla politica per fare in modo che magari non si vadano a fare delle riforme che renderebbero effettivamente funzionante la giustizia, e questo potrebbe dare fastidio a qualcuno naturalmente, insomma. Certo. Ma diciamo che la storia non finisce qui, abbiamo anche il problema dei rimborsi, giusto Tullio? Certo, allora abbiamo anche il problema dei rimborsi e abbiamo il problema di più di 200.000 risparmiatori che sono in attesa di ricevere un indennizzo. Allora ha ottenuto la fiducia giusto ieri il decreto crescita che contiene, diciamo tra virgolette, i termini, no, di questi, che cosa... Ma è stato inserito il cosiddetto doppio binario, ovvero sia praticamente sulla scorta delle osservazioni provenienti dalla commissaria UE Vestager si è preferito inserire, diciamo, un criterio, una fascia esente da valutazioni di qualsiasi voglia tipo e sorta. Questa fascia va per reddito imponibile IRPEF 2018 fino a 35.000 euro o valore patrimonio immobiliare fino a 100.000 al netto di polizze assicurative con successivo emendamento inserito. Questa fascia quindi praticamente non è soggetta a alcun tipo di valutazione, quindi chi fa la domanda all'interno di questa fascia ha quello che si definisce un rimborso semiautomatico. Poi invece per quanto riguarda tutti quelli che invece hanno valori di scala superiore ai 35.000 e 100.000 c'è una commissione tecnica che valuta delle istanze che devono essere presentate e che quindi riceverà i documenti, riceverà le istanze, riceverà le domande, la commissione valuterà se ci sono i requisiti. Che requisiti dovrà andare a valutare? Se praticamente ci sono le cosiddette ipotesi di tipizzazione dell'illecito del TUF. Queste tipizzazioni sono praticamente delle cristallizzazioni di illeciti, ossia dei tipi, no, di illeciti che sono stati commessi ai danni di questi risparmiatori, sono stati sintetizzati in 4-5 e la Commissione deve cercare di capire in base alla documentazione se quel risparmiatore rientra in quel tipo di illecito. Questo quindi è quello che è stato introdotto. E la misura del rimborso è sempre e comunque del 30% del costo storico di acquisto, compresi gli oneri fiscali, che significa quindi chi ha praticamente subito
quella famosa prelievo che era stato fatto all'epoca, si vedrà rimborsato anche quello. Massimo tetto di 100.000, questo ovviamente vale per gli azionisti. Per gli obbligazionisti invece c'è la possibilità di avere un ristoro, un rimborso fino al 95%, sempre con tetto massimo 100.000 euro, però 95%. Detto questo, è stato fatto un primo passo, è stato fatto un primo, è stato messo, diciamo, una prima pietra. Allora, diciamo che qui ci sono varie correnti di pensiero, nel senso che praticamente qualcuno ritiene che è un passo importante e che praticamente adesso si possa guardare con fiducia al rimborso. Altri invece, diciamo, dando un'occhiatina a quello che effettivamente entrerebbe nella saccoccia dei risparmiatori, si stanno un po' grattando in testa, questa è la verità. Perché se noi andiamo a ponderare qual è la quota media di investimento del risparmiatore tipo, sta sui 50.000. Allora, ecco, ci sono delle percentuali, abbiamo, di quanti diciamo, sono? Vabbè, in media statistica, diciamo che mi pare di ricordare, adesso magari qui c'è Matteo Moschini che è molto più memoria di me, ma comunque mi pare che la stragrande maggioranza stava intorno ai 50.000, chi andava alla CF, qualcosa di questo tipo. La stragrande maggioranza stava, diciamo che la media sta sui 50.000, poi ovviamente ci sono dei picchi di chi ha investito di più. Se noi andiamo a fare il 30% di 50.000 euro, sono circa 15.000 euro. Teniamo presente che circa 89-90.000 risparmiatori hanno aderito all'offerta pubblica di transazione, certo. E quella offerta andrà dedotta da quel 30%, quindi a scalare da quei 15.000 euro dovrà essere dedotto l'importo percepito dall'offerta pubblica di transazione, certo, che andava sul valore medio di carico delle azioni, quindi dovremo scalare, vogliamo scalare altri 4-5.000 euro? Ecco, arriviamo a 10.000 euro? Bene. Abbiamo sborsato, ovviamente penso di sì, chiunque sia rivolto magari a uno studio legale, avremmo sborsato 500-600 euro per dare qualche soldino all'avvocato, diciamola nella prospettiva migliore. Allora alla fine qualche associazione di risparmiatori comincia grattandosi in testa a dire forse a queste persone arrivano 8-9 mila euro, forse. Poi bisogna tenere presente che, poi finisco e lascio la parola agli altri, ci sono gli azionisti che hanno comprato al costo storico, nel senso che praticamente la legge prescrive che è il 30% del valore d'acquisto storico, senza interessi e senza rivalutazione. Quindi se noi andiamo a ritroso, negli anni 70, negli anni 80, andiamo a pescare a che valore hanno comprato l'azione e voi capite che... Allora, detto questo, io non voglio dire che questa è una sconfitta, perché non è vero che è una sconfitta. È un ottimo risultato, però è un primo gradino. Quindi c'è ancora, ecco, è modificabile tutto questo? È un acconto? Questo 30% che arriva, è considerato un acconto? No, allora in realtà non è così, anche se va detto che il decreto attuativo, che è appunto l'ultimo provvedimento, risale all'11 giugno, dice che l'indennizzo è fissato nella misura del 30%. Il decreto crescita invece, che è precedente al decreto attuativo, è del 9 di aprile, se non ricordo male, del 30 di aprile, anzi chiedo scusa, dice che il primo anno viene appunto riconosciuto il 30% e il secondo e il terzo anno, perché appunto il fondo ha 3 anni di vita, in caso appunto di capienza del fondo, quindi se ci sono ancora soldi, se del 1,5 miliardi stanziato appunto ce n'è ancora una parte, vengono date ulteriori quote. Ecco, questo lo dice il decreto crescita, non lo dice però il decreto attuativo, quindi bisognerà appunto poi andare a capire, magari il secondo decreto che dovrebbe uscire adesso lo chiarirà, su questo fronte siamo appunto in attesa, quindi ecco, c'è questo da capire. In generale devo dire sono abbastanza d'accordo con il collega Cavallari, è una norma che sì, che è buona, ma senz'altro poteva essere fatta meglio. Ecco, c'è da dire che purtroppo ognuna delle associazioni, diciamo, aveva un suo, tra virgolette, interesse. Magari c'era l'associazione che rappresentava più soci storici e allora voleva fare l'interesse dei soci storici, insomma anche sui soci non sono tutti uguali, naturalmente sono soci diversi, quindi ecco, diciamo che con questo provvedimento
che, ironia della sorte, è stato scritto da quelle associazioni, soprattutto da quelle associazioni che rappresentavano soci storici. Con questo provvedimento i soci storici prenderanno zero sostanzialmente, ecco, quindi questo fa pensare, insomma, ecco, sì. È un primo passo, ecco, naturalmente anch'io su questo sono di questa opinione. Non tutti gli emendamenti sono stati accolti, altri sono stati trasformati in ordini del giorno che potranno quindi appunto essere esaminati successivamente, anche magari con l'aiuto delle opposizioni. Quello che noi vorremmo ottenere è fare in modo che, se un soggetto ottiene la sentenza della commissione tecnica, che diciamo può essere parificata all'arbitrato, ha diritto a ottenere il 100% di quello che l'arbitrato dice, e lo stesso vale naturalmente per tutti coloro che hanno ottenuto i lodi favorevoli dall'arbitro per le controversie finanziarie. Quelli in base al milleproroghe prendono il 30% di quello che aveva detto l'arbitro, vogliamo che possano prendere il 100%, perché naturalmente se io ho un arbitro che dice hai diritto a 100, io voglio poter prendere 100. Certo, la interrompo un attimo, abbiamo un telespettatore che vuole intervenire, il signor Nicola. Buonasera signor Nicola, lei chiama da dove? Pronto? Sì, signor Nicola? Buonasera, prego, che cosa vuol chiedere? Per il privacy non dico nulla. È successo, sono condannato a 6 anni e mezzo senza sapere nulla. Scusi, si riferisce al tema di cui stiamo parlando o al tema non riesco a capire? Per 6 anni e mezzo. Di carcere, Guardi, non capiamo, poi se era una domanda inerente alla questione dei rimborsi. Sei andato in questura, io ho avuto un telefonino a una ragazza. No, guardi, grazie, la salutiamo, abbiamo bisogno di telefonate che siano interventi inerenti appunto al tema che stiamo affrontando, che è quello dei rimborsi dei risparmiatori truffati. Bettiol, lei è rimasto soddisfatto da questa? C'è da dire, naturalmente avere tutto sarebbe sempre la cosa più desiderabile, però c'è da dire che è stata una corsa in salita, perché c'era da superare un grosso problema, che si chiamiamo risparmiatori ma erano azionisti, e in linea di principio l'investimento in azioni è un investimento a rischio e lo Stato non ha nessun obbligo di restituirti quello che hai perso. Nel caso di specie però l'idea del fondo nasce da due questioni: una, che c'è stata una truffa, diciamo così, di massa, chiamiamola. Secondo, c'era anche un'esigenza perequativa, e qui insisto sul punto. La liquidazione che è stata posta in essere non è una liquidazione ordinaria. Cioè la liquidazione ordinaria avrebbe comportato la possibilità per gli azionisti di rifarsi comunque dei danni, in tutto o in parte, sui beni delle banche in liquidazione. Qui invece è stata una liquidazione inversa, cioè fatta attraverso la cessione degli asset positivi a banca intesa. Si capisce perché è stata fatta, e forse non è stato sbagliato, nel senso che così si sono salvati i conti correnti, si è salvata la continuità del credito, si sono salvati i posti di lavoro, però si sono sacrificati naturalmente gli azionisti. Quindi l'esigenza del fondo in questo caso era anche un'esigenza perequativa, cioè di fronte al sacrificio fatto con questo sistema operato a danno degli azionisti, con questo sistema di liquidazione, era giusto intervenire con un intervento perequativo. Quanto è stato disposto, notiamo che i fondi vengono sempre, appunto, anche per queste ragioni politiche che poi che possono porre il fatto che l'azionista di per sé non va rimborsato. I fondi che sono stati utilizzati sono i fondi che provengono dai conti dormienti, cioè quei conti che praticamente di gente che si è dimenticata di aver lasciato dei soldi in banca.
Ora, io credo che una più realistica prospettiva nel futuro sia il fatto che col tempo questi conti dormienti negli anni a venire si incrementeranno e allora si potrà riproporre la questione relativa al fatto di integrare gli eventuali rimborsi, quindi sia pure scaglionato nel tempo. Non credo proprio che vi sia volontà politica di caricare sulla fiscalità generale ulteriori rimborsi, quindi trovo piuttosto illusorio qualunque tipo. Ecco, perché secondo lei quindi il 1,5 miliardi che era stato messo a disposizione, diciamo, per il fondo indennizzo risparmiatori in 3 anni non sarebbe sufficiente comunque a... No, io credo che per le percentuali che vengono date, abbiamo fatto i conti e grosso modo ci sarà capienza. Il problema è se si vuole di più, ovviamente, ma questa è una cosa che va proiettata, secondo me, in un futuro più lontano. Se vogliamo essere realistici, dopo, vabbè, se uno vuole agitarsi, si agita, vabbè. Diciamo che è un passo avanti per ristorare. È un passo avanti, comunque si è superato, cioè, insomma, dobbiamo tenere presente che si è affermato il principio che l'azionista può essere indennizzato, non è poco, insomma, tutto questo, insomma. Certo. È chiaro che uno pensava di avere un patrimonio di una certa dimensione, se ne trova uno certo, molto più modesto, è chiaro, ma intanto è un primo successo e dopodiché si vedrà nel futuro. Che cosa? Ma con gradualità e naturalmente occorre anche il consenso della politica, perché è inutile che andiamo, perché non è che basta andare a fare in piazza a protestare. Sì. Non dimentichiamo poi che hanno messo tutto quello che c'era, cioè il fondo conti dormienti aveva 1,5 miliardi ed è stato stanziato tutto per le ragioni dei risparmiatori, insomma, ecco, quindi diciamo che al momento di più non si poteva chiedere quanto appunto alle somme stanziate. Infatti ricordo che quando abbiamo saputo che avevano stanziato 1,5 miliardi avevamo detto bene, sono molti soldi, quindi insomma, ecco, di più non si poteva fare. Dobbiamo però naturalmente ragionare nell'ottica del medio periodo, sebbene insomma sì, i risparmiatori non siano dei ragazzini, ma insomma dobbiamo ragionare nell'ottica del medio periodo, e quindi direi a 5-10 anni, e fare in modo che in questo medio periodo si riescano naturalmente ad andare a fare altri riparti di nuove somme. Certo, adesso cercheremo anche di capire qual è l'iter futuro, cioè quali sono le tempistiche. Abbiamo una pausa pubblicitaria e dopo, appunto, nell'ultima parte della trasmissione affrontiamo anche questa, cioè cosa succede adesso. C'è stato un primo decreto, ma quanti altri ce ne vogliono, in che tempi arrivano e quali sono le tempistiche per ricevere i soldi. A tra poco.